Adesso progettiamo insieme la sicurezza del territorio. Questo è un invito lanciato dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Padova, Giorgio Simioni, che ha chiamato a raccolta più di 4.000 ingegneri il 28 giugno in Villa Italia a Padova, al consueto appuntamento annuale. Un'assemblea aperta a tutti i suoi iscritti che superano ormai i 4.500. Una prima parte dedicata ad un breve excursus su tutte le attività promosse e realizzate nell'ambito dell'ormai noto progetto Work Ing, Giornate dell'Ingegneria, avviato nel 2007 e che continua ricco di novità e iniziative anche nell'anno in corso, allo scopo di valorizzare il ruolo dell'ingegnere, figura che spesso rimane nell'ombra ma dotata altresì di genio creativo, di elevate competenze tecniche e in grado di trasformare numeri e formule in prodotti tecnologici, opere pubbliche e più semplicemente in opportunità di sviluppo per l'intera società. Sono naturalmente dei temi legati al momento particolarmente difficile che stiamo vivendo in termini di sicurezza anche dei luoghi di lavoro. Qui da Padova, provincia molto particolare perché ha delle caratteristiche del tutto simili, ahimè, alle province che sono state colpite dal sisma. Sia loro che noi, prima del 2003, anno di riclassificazione sismica del territorio nazionale, non eravamo sismici. Dopo questa data entrambi siamo diventati sismici con lo stesso livello di classificazione, principalmente rivolta agli edifici industriali in quanto si considerano essere quelli più vulnerabili. Noi ci aspettiamo che l'istituzione non sia sorda alle nostre richieste. Al nostro fianco abbiamo le associazioni di categoria, la Confindustria, i costruttori edili, e quindi ciò che chiediamo è trovare quelle forme di incentivazione, di defiscalizzazione che possano consentire al singolo imprenditore di iniziare a investire in termini di sicurezza sulle proprie strutture industriali. Noi dobbiamo insieme naturalmente alle istituzioni cominciare a pensare ad una programmazione di medio-lungo termine. Basta la pianificazione per il domani, bisogna pensare al futuro. Ne sono testimoni tutti gli eventi che il nostro Paese, ahimè, si trova a dover vivere, dal terremoto pensiamo solo agli ultimi, insomma il terremoto dell'Aquila, nel nostro territorio l'alluvione del 2010, adesso il sisma in Emilia Romagna. E poi cominciamo a riflettere veramente quali sono i costi reali che la collettività è costretta a pagare per degli interventi a posteriori, per degli interventi di riparazione, e quali sono i costi in termini di vite umane, e vedremo che l'intervento in prevenzione, la campagna preventiva è la strada giusta, la strada che non ha svantaggi, che non ha particolari controindicazioni e che dal punto di vista etico è l'unica percorribile. Reso conto quindi di quanto svolto nell'anno e una presentazione delle attività future, l'Ordine degli Ingegneri, che riunisce tantissime categorie di specializzazione e moltissimi iscritti, ogni anno come da tradizione consegna alcune onorificenze ai colleghi che festeggiano l'anniversario dei 40, 50, 60 anni dal conseguimento della laurea in ingegneria e la consegna dei timbri ai neoiscritti, che entrano così ufficialmente nella categoria professionale degli ingegneri. Ma l'assemblea è stata anche un'occasione per ringraziare gli ingegneri che hanno prestato servizio volontario nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo e dall'alluvione del 2010 in Veneto. L'assemblea di Padova è un'assemblea molto importante. Quali sono stati i problemi nel passato e cosa bisogna cambiare per il futuro? I problemi sono quelli che naturalmente la normativa è in continua evoluzione, la zonizzazione è cambiata, la norma ad esempio prevede che ogni 10 anni vada rivista. Alcune riflessioni si faranno anche a valle di questo evento sismico, quindi bisogna rendere il territorio sempre più sicuro. Per fare tutto ciò bisogna monitorare il nostro patrimonio e intervenire con un piano di sicurezza che garantisca che gli edifici pubblici per primi e gli edifici produttivi dopo siano messi in sicurezza. Ma quello che conta è in qualche modo in giornate come queste, da un lato sì, premiare le persone che hanno lavorato, ma prendere spunto dalla responsabilità, dei buoni esempi. È un momento delicato, difficile, da un lato la crisi economica, da un lato l'ambiente che in qualche modo ci fa pensare un po', l'alluvione l'anno scorso, il terremoto quest'anno.
forse un modo diverso di pensare al futuro. Gli ingegneri sono storicamente persone responsabili e ad oggi chiediamo a loro, e lo dice uno che è anche ingegnere, quindi al di là del ruolo, che ci diano idee, consigli, contributi utili per essere persone che guardano il futuro con serietà. Quindi proposte serie, concrete e possibili.